L'obiettivo è quello di far bene, di cercare di portare l'Agrigento più alto possibile. Speriamo facendo le corna di fare un gran campionato, ovviamente speriamo comunque di arrivare tra i primi posti, quindi di vincere il campionato. La squadra è buona, la squadra è una bella squadra, soltanto che bisogna vedere insieme come andiamo. Le giocatrici di nomi sono forti, adesso bisogna vedere nella squadra come giochiamo, oppure come stiamo, come ci troviamo. Come sono questi primi giorni di allenamento precampionato? Tosti, ci fa correre tanto, ci fa dimagrire, quindi va bene. E niente, comunque sì, sono tosti, però a lungo andare comunque serviranno tanto questi allenamenti comunque di resistenza, di corsa. Magari saremo una delle squadre che molla più tardi possibile, speriamo. Arrivi ad Agrigento con l'Akragas Volley, con quali ambizioni, con quali progetti? Sicuramente mi hanno sempre parlato bene dell'Akragas, tra l'altro c'è una mia grandissima amica tra le mie compagne di squadra che abita pure con me a casa, di conseguenza già avendo un input positivo da parte sua è stato sicuramente più facile avere un aggancio con loro. Tra l'altro sono anche molto amica del direttore sportivo e sapendo comunque che la società ha delle ambizioni di alto livello, ovviamente questo non fa altro che dare uno sprint positivo per quanto mi riguarda, quindi è stato molto semplice trovare un punto di incontro. Per conoscerti meglio, che giocatrice sei? Io sono una centrale dell'anno 86 e le ultime 2 stagioni ho giocato a Matera in A2 e la scelta comunque di scendere di categoria è perché mi piace l'idea di una società che ha, nonostante ambizioni di alto livello, un progetto soprattutto duraturo negli anni successivi. Questo dà comunque una base solida alla società e di conseguenza posso essere soltanto contenta di ritornare dopo anni, perché da quasi 10 anni che gioco fuori, ritornare nella mia terra a giocare, quindi di sicuro spero di fare il meglio e di dare un contributo sicuramente positivo. Che torneo di B2 ti aspetti? Ma ogni anno diciamo che comincia in sordina, poi prima dell'inizio dell'anno le squadre si attrezzano tutte e sono tutte buone. È successo l'anno scorso, succede anche quest'anno. Il livello si alza sicuramente perché è come se la maggior parte delle giocatrici vanno, non dico a rifugiarsi, però a fare questo campionato che è un campionato di buon livello e che non comporta una spesa proprio eccessiva come la B1, quindi diciamo che molte squadre si attrezzano già dalla B2 per cercare di portare soddisfazione al proprio pubblico. Che squadra avete allestito quest'anno per puntare a quell'obiettivo? La promozione, questa volta dopo l'esperienza dello scorso anno in cui ci siamo resi conto, anche se chi ha un minimo di esperienza lo sa, i playoff sono comunque un rischio molto alto e forte. Abbiamo allestito una squadra che complessivamente pensiamo non debba avere, speriamo non abbia arrivato. Vogliamo arrivare al primo posto perché credo che sia quello ciò che queste ragazze, anche per chi ha confermato già per il terzo anno l'attaccamento alla maglia, alla città, meritino di fare il grande salto. Sarebbe già potuto succedere lo scorso anno, il livello medio è stato più alto rispetto al solito. Speriamo quest'anno che le aspettative non vadano deluse e comunque in ogni caso mi rendo conto che le ragazze sono parecchio motivate, perché chi è rimasto dallo scorso anno si è resa conto di aver perso un'occasione. Le nuove arrivate sono quasi tutte di categoria superiore, quindi per loro questo dovrebbe essere un anno di transizione per ritornare quantomeno in B1. Quindi poi tecnicamente e qualitativamente credo che siamo ancora, per il terzo anno siamo riusciti a fare ancora un passo in avanti.